Dario Dell'Oro, che anche oggi è venuto anche un volontario, ci devo dire, perché tutti gli stili che fa e anche il suo tempo comunque poi non racconta nessuno, butto via la Io la facciamo gossip, però non torturo il cervello come l'ultima volta con i Longobardi e coi Franchi. Se vi ricordate ci siamo fermati alle soglie dell'anno 1000. Stavolta partiamo dal 1506, quindi saltiamo 500 anni, di quelli parleremo, magari se avrete voglia di ascoltare. C'erano i parroci ma non i sindaci. Esatto. Allora che cosa succede? Che stasera facciamo un po' di gossip tra quello che ho trovato sui parroci che sono passati da questa parte e quel pochissimo che vi presento stasera, perché io avevo messo lì un po' di documenti del 1500 con gli abitanti di Erve. Ho trovato più documenti che abitanti, perché gli abitanti di Erve in quel periodo, se andava bene, erano 350-400 nel 1506, però sono diventati 250 appena dopo la peste del 1600, quindi capite che parlare degli abitanti di Erve, gente originale, però gente tenace, gente di confine, gente che ci teneva alla propria identità. Perché partiamo dal 1506? Perché nel 1506 finalmente gli abitanti di Erve riescono ad elevarsi come comunità a parrocchia. Cioè, hanno una chiesetta, ce l'hanno certamente già da 60 anni e passa, perché nel 1455 la chiesetta dedicata a Santa Maria Assunta, voi che avete la Maria Assunta, il 15 di agosto, la chiesetta c'era già, però era una chiesetta fine a se stessa, si poteva sì e no celebrare messa. Ma chi la celebrava la messa? La celebrava il parroco di Rossino, perché aveva alle sue dipendenze la chiesetta di Erve. Gli abitanti di Erve cominciano a sentire l'aria dell'arrivo di Venezia. Venezia arriva in Valle San Martino nel 1454. Da lì in avanti tanti luoghi della Valle San Martino riescono a ergersi a parrocchia, e questo desiderio vuol dire un po' di autonomia, pervade anche quelli di Erve, che riescono finalmente ad attrezzare la chiesa, perché per diventare parrocchiale una chiesa non è abbastanza che sia fatta di muri, deve rispondere a determinati requisiti, deve avere un altare fatto in un modo, deve avere l'acqua santiera, deve avere il battistero, deve avere che il parroco che viene sia remunerato. E voi capite che 400 persone al massimo dislocate in un territorio povero, riuscire a dare una diaria annuale al parroco è un'impresa. Poi gli devono garantire la decima sui raccolti che fanno, e poi gli devono garantire il vino, e poi gli devono dare una casa arredata con i piatti che possono essere di legno o essere di peltro, dipende da quello che è. E la chiesa deve avere i paramenti, deve avere le suppelletti per i riti religiosi, deve avere il lezionario, spese, un mare di spese. Eppure questa gente ci mette 60 anni dal 1445, però ci tiene troppo ad avere un'autonomia dal punto di vista del clero, perché allora non perdono una messa, non sono veramente legati alla superstizione, sarà quello che volete voi, però anche l'amministrazione dei sacramenti, parliamoci chiaro, tutto quello che riguardava la loro vita religiosa comportava che andassero a Rossino, perché tutto si rivolgeva a Rossino, ma non solo per Erve,
anche per il Cornello di Calolzio, per Foppenico di Calolzio, per Calolzio stessa, quando c'era un matrimonio, un funerale, voi pensate che venissero amministrati in quelle località? Si faceva tutto a Rossino, perché era la chiesa deputata dalla Pieve di Garlate per fare queste cose. Voi capite che in una località come questa, sperduta, essere incinta come donna e devi partorire e rischi la pelle, perché nel 1500 la pelle la rischi. Così. E poi il bambino nasce e lo devi battezzare. E per andare a battezzarlo o per avere un'assistenza dal prete, una cosa, devi scendere per la strada del Corno, arrivare giù, via impervia, via ghiacciata d'inverno, via scivolosa con le piogge, via... Le suppliche che fanno sempre per 60 anni gli abitanti di Erve al Cardinale di Milano, perché si hanno il diritto ambrosiano, quindi il permesso te lo dà lui, è così di 100 anni. Noi siamo qui in 300, in 400. Il problema è che per venire a seguire una messa, per fare Natale, per fare Pasqua, per fare quello che va fatto, è così. Su 10 abitanti ne vengono giù 3, perché il resto sono anziani, o sono bambini, o sono donne, per cui a stento riusciamo a seguire tutte le funzioni, anche a volere. Se avessimo noi un parroco nostro che sta qui e ci gestisce la vita spirituale e queste cose, lei capisce che, e finalmente quando arriva il 1506 cominciano a pensare di avercela fatta, ma non è così, perché di parrocchie ce ne sono in giro tante, di sacerdoti ce ne sono in giro sì e no, e i sacerdoti scelgono dove andare. E quelli che vengono deputati a salire fino a Erve cominciano a dire sì, però io sono vecchio, mi fa male le gambe, io non respiro bene, io, se c'è qualcosa di meglio va. La realtà è che la comunità di Erve garantisce all'anno al parroco 50 ducati. Come moneta. E uno dice, non è mica neanche poco, non è mica, è poco, non c'è niente da fare, per cui i preti, potendo scegliere, cominciano a dire sì, però territorio disagiato, però la strada, però la cosa, però fraia, però di qua, però c'è la guerra, nel 506 comincia praticamente la guerra di Venezia contro la Lega di Cambrai, quindi tutti contro Venezia, e noi siamo proprio sul confine. E se voi guardate le mappe di Erve del 1500, c'è la zona, per esempio, che si chiama Vicciarola. Sì, però Vicciarola è detto dai milanesi, è detto dallo Stato di Milano, perché c'è scritto Vicciarola o Scaligia, perché dalla nostra parte per salire alla croce di Vicciarola il terreno è tutto a valze e così, e viene chiamato Scaligia. Per cui, e quando arrivate a Salina, non è Salina, sì, però Salina è per loro, anzi no, è per noi, perché loro dall'altra parte chiamano Ambrosione, da Sant'Ambrogio, che è patrono dello Stato di Milano, eccetera, eccetera. Il vostro paese, qua, tutte le frazioni che ci sono, hanno due nomi, quello di là e quello di qua, tanto per intenderci. Ma perché? Perché ogni giorno, in base alle guerre che si fanno, il confine cambia. E il problema era anche salire dalla parte di Vercurago, Somasca, arrivo in Beseno, poi prendo la strada che mi fa arrivare in Saina, tanto per intenderci, no? Che si attraversa tutto ma proprio che quella strada mulattiera lì, ci sono un'infinità di termini di confine
che ogni giorno vengono posti, spostati, avanzati, indietreggiati su tutta la discesa verso il lago. E per cui tu arrivi su convinto di passare da questa parte e ti ritrovi nello stato di Milano quando fino a ieri, quando sei venuto in giù, eri ancora in Venezia. È tutto un discorso di questo genere. E potevi trovare la guardia che ti bloccava, che ti confiscava l'animale che avevi al seguito, potevano essere pecore, potevano essere mucche, poteva essere il cavallo, e quindi era sempre un rischio arrivare da quella parte a Erri, ma neanche a salire dalla parte di Rossino per arrivare alla Cappella del Corno e così. Lì siamo con i dirupi e queste cose. Quindi praticamente era un'avventura. E praticamente adesso che vi siete eretti a prima che c'è un posto. Siamo 5. Prendi 4 seggi. Un posto, 2 posti. Ma ho già finito, poi dopo. Allora vado. Senti che sei anziano. Grazie. Queste cose qua. Venite. No, Giovanni. Ah, ci sono le donne. No, vieni qua. Prego. Non fate complimenti. Buonasera. Buonasera, ci accomodo. Grazie. Manca ancora. Per cui vi stavo dicendo che non è che fosse una cosa così semplice dire siamo parrocchia affacciata. E che cosa capita? Che in tutto questo lasso di tempo che tratterò fino al 1600, praticamente il più delle volte dovete contare sulla buona volontà del parroco di Rossino. Si senta, signora Magda. Capite? Perché il più ci sono dei parroci che a Rossino esistono 20 anni, 35 anni, hanno un ruolo, sono importanti, sono diciamo e così. C'è qualcuno che si prende a cuore anche i suoi di erbe e quindi sa, ma lo fa qualche volta, il più delle volte pretende che fa il parroco supplente di erbe quando scappa, non c'è più il parroco che invece era stato designato per erbe. Questa è la faccenda. Allora, la vita della gente qual è? Gente povera, gente che per avere un riscatto, se ha un lavoro in mano, se è un tornitore, se è del legno, se è qualcuno che sa fare qualcosa, un maniscalco, un carbonaio, eccetera, scende a valle e tenta la fortuna in quel di Bergamo, di Venezia, di Como, di Milano. Quasi sempre ce la fanno tutti e guadagnano. I soldi li investono in erbe, comprano terreni, comprano case, costruiscono case, fanno un mulino, case del fuoco. Le case del fuoco sono i caselli che usate adesso per fare le castagne peste, eccetera. Ma allora era una fonte di reddito non indifferente. Una casa con la casa del fuoco voleva dire guadagno, perché le castagne le cercavano loro e lavorandole le potevano andare a vendere, era una fonte di reddito che qualificava anche la casa quando si facevano i contratti. Bene, che cosa ho trovato? Ho trovato della vita comune della gente un documento del 1493 che viene redatto in Calozio, perché tutte le volte che si fa qualcosa ci vuole un notaio e il più delle volte se non finivano a Calozio o a Corte o a Lorentino, dove c'erano dei notai, bisognava scendere comunque in basso e così. E c'è questo, ho trovato una cosa un po' caratteristica, che il signor Vitale Brioli Bolis, sono tutti Bolis, ok?
Allora, uno è Brioli, uno è detto, che ne so, Pizzoli, uno Mezzoli, tutti Boris. Poi questi soprannomi che si beccano nel 1500 diventano cognomi nel 1600 e nel 1700 e quindi dal ceppo dei Boris vengono fuori due. Questo vitale Brioli Boris di Erve fu Lorenzo, si obbliga a pagare al magistro cerusico, al medico, così, Giacomo Boris fu Pietro di Olginate, non è di Erve, ecco, lire 18 imperiali a pagamento dei medicamenti che da questi fatti a suo padre Lorenzo. Lui aveva il papà ammalato e stando alla legge, all'organizzazione territoriale voluta da Venezia aveva detto che insomma tutto quello che erano i servizi, diciamo alla persona, ma dal tribunale alla carta d'identità, faccio per dirvi tutte queste cose, al medico, doveva esserci che lo Stato garantiva e garantiva tutti questi servizi a Caprino. Quindi a Caprino risiedeva il medico di valle che andava a curare la gente. Questo signore deve aver fatto un ragionamento che se io parto da Erve, vado giù dal Corno, arrivo a Rossino, poi vado a Caprino, poi lo cerco e poi lo trovo e me lo riporto indietro, il mio papà ciao. Faccio prima a saltare giù da Costa Lottiere, andare a Saina, andare giù al lago, attraversarlo, prenderlo a Olginate e portarlo su. E lui però queste operazioni vanno registrate. E lui registra che lui paga 18 lire imperiali per la cura privata del suo papà. Tanto ve la dico in parole poverissime, eccetera, però già allora c'era chi poteva permettersi qualcosa, lo faceva, insomma. Ecco. E questa qui è una cosa che penso sia stata così non da tutti poterla fare. Comunque diciamo che la vostra storia va avanti a furia di suppliche, però finalmente almeno nel 1585 era parroco di Erve Messer Prete Gioan Battista, detto Saraniga, di Mascaroni dell'Olmo Bergamasco. Cioè questo veniva giù da Olmo al Brembo, Alta Val Brembana, paese sperduto là, per andare a fare il parroco in un paese sperduto qua. È così. Però si trovava bene, perché chi ha fatto l'ispezione andava a vedere i preti per conto della Pieve di Garlate, come si comportavano, cosa facevano, e queste cose qua, dice, però gli uomini sono contenti assai. Per cui nel 1565 gli uomini sono contenti assai, però nel 1566 siete ancora senza parroco. Che fine abbia fatto, se si è scappato, se è tornato, non si sa, però praticamente voi l'anno dopo cercavate. E chi faceva le veci per venire a fare il parroco a Rossino? Il parroco di Rossino, e questa volta è un parroco di lusso, perché è un parroco che si chiama Antonio Asinelli. Io gli devo molto perché è stato più di 25 anni a Rossino, ha scritto l'ira di Dio, e se io ho potuto ragionare di qualcosa l'ho fatto anche a quello che ci ha lasciato lui sulle carte. Lui però era a Rossino, eccetera, eccetera, però ci teneva anche a Erve, e nel 1566, trovandosi lui parroco reggente, ha un'occasione d'oro. Gli arriva in casa il cardinal Borromeo, che sta facendo la visita pastorale in tutta la Valle San Martino, arriva a Rossino, prende nota di tutte le cose di Rossino, eccetera, ma Erve non va. Una strada, ragazzi, manda il suo assistente, il suo visitatore, si chiama, che raccoglie comunque tutte le impressioni relative ad Erve.
Il parroco però da Rossino chiede ufficialmente al cardinale e direttamente gli chiede di poter pigliare certe pietre de ditta Gesa, di questa chiesa, e de ditto cemeterio, per fabbricare uno campanile, perché voi non avete ancora il campanile della chiesina, che così avete la chiesetta. Il cimitero è a sud e a est, al di fuori della chiesetta, ed è circondato tutto dal muretto, cioè un muretto di salvaguardia e così. La zona è un po' disastrata, lui chiede di raccogliere i sassi che avanzano dalla cinta, i sassi che sono in giro per costruire uno campanile. Evidentemente prima o poi ce la fanno a costruirlo perché il campaniletto ce l'avete, quindi è così. Poi gli chiede anche di poter portare il corpo di nostro Signor Gesù Cristo con lo stensorio fuori de ditta Gesa e circondare il cimitero la terza domenica di cada uno mese. Cioè ogni mese alla terza domenica processione attorno alle mura del cimitero e della chiesa. Motivo? Non lo so, però poteva essere un modo solenne di celebrare, di attirare qualcuno, chissà mai che arrivasse anche qualche moneta a favore. La cosa però che gli preme di più è che di avere la facoltà in iscritto di confessare. Questa è una prerogativa che non viene concessa a tutti i parroci che arriveranno qui da voi. Cioè uno viene qui, fa il parroco, ok, amministra tutti i sacramenti, meno la confessione. Per la confessione ci vuole una licenza particolare, occorre che chi la pratica sia stato ben esaminato da chi per conto del cardinale, perché con la confessione io vengo a sapere i segreti delle famiglie. E con quei segreti lì, se non sono più che equilibrato, posso approfittarne per fare i miei interessi, posso mettere in discordia, posso. E quindi quello di confessare viene riservato solo al parroco di Rossino, che si chiama Antonio Antonelli, che si chiama Antonio Asinelli, de Arola de Sucornola, quindi c'è una piccola aia anche a Sopracornola e così. Questa è una bravissima persona e farà il parroco e confesserà lui, e gli altri parroci che arriveranno zero confessione. Bene, vi dico, ci sono diverse descrizioni di come era la vostra chiesa, vi leggo solamente questa, la più corta di tutte, e vale per tutte le altre che vengono a migliorare la situazione. Comunque il secondo mercoledì di ottobre del 1566 San Carlo non poté salire a Erve, vi mandò il sacerdote Giovanni Battista, predicatore a suo seguito, il quale, virgolette, ascese uno monte arduo, difficile per giungere alla chiesa di Santa Maria, che si era staccata da Rossino. Si trattava di una chiesa consacrata, lunga 30 passi e larga 12, pulita, tenuta bene, nella quale si conservava il Santissimo Sacramento e si teneva accesa costantemente la lampada. Guardate che questa è una nota di merito, nelle visite ispettive che si fanno. L'avere la lampada sempre accesa è una nota non da poco, perché intanto per l'olio ci vuole l'olio di noce e quello costa una barcata di soldi. Il fatto che tu la tenga accesa perennemente tutto l'anno, cioè vuol dire che la comunità prega, perché se io vado in chiesa e prego alla Madonna e poi le accendo la candela e vado via, la mia preghiera continua fin quando la candela non si sarà esaurita. È la luce, è la fiamma che continua la mia preghiera. Ma se io sono una comunità che mantengo per tutto l'anno accesa
vuol dire che la preghiera della comunità al Signore è presente tutto l'anno. Questa per le autorità ecclesiastiche di allora, tenetevi bene conto, siamo nel 1500 e mezzo oramai c'è la controriforma che avanza dall'estero, c'è Erasmo da Rotterdam, c'è Lutero, per la Chiesa che sta in Italia questi sono fondamenti non da poco. Vi ho accennato alla controriforma perché poi ci arriviamo, è così. Per cui, continuando sulla vostra descrizione, conteneva 5 altari. Il maggiore, posto in cappella dipinta, sorreggeva un grande crocifisso. Ce l'avete ancora? È del 1500, se ce l'avete ancora. L'altare della Madonna e Santa Caterina e quello di Sant'Antonio. Stavano a destra e a sinistra del maggiore. Poi ce n'erano altri 2 indecenti ed erano posti sulle pareti laterali. Poi il battistero non c'era, però gli uomini avevano promesso che di lì a poco l'avrebbero impiantato. È così. La sagrestia conteneva una botte di vino, bello pieno, forse per dire la messa, ma forse a garanzia del bar. E un armadio vuoto, perché i paramenti erano chiusi in un grande cassone a destra dell'altare maggiore, li tenevano in chiesa i paramenti, sott'occhio, mica di fuori, perché avere i paramenti era una cosa non da poco, questi erano lavorati a filo d'argento, a filo d'oro, insomma erano delle cose non da scherzo. È così. Sulla facciata si innalzavano 2 pilastri che recavano una campana. Ecco, tutto quello che avevate per suonare la campana, 2 colonne, un tramezzino e la campanella che va, quindi ecco la richiesta del campanile che era stata fatta. Nel cimitero che circondava la chiesa da est a sud, pascolavano le bestie. Questo è un classico di tutti i cimiteri di Campania. Poi va bene, la porta maggiore della facciata e la finestra sovrastante non erano al centro della facciata, ma erano spostate. Sulla parete di sinistra si apriva pure una seconda porticina dalla quale si entrava in chiesa discendendo 6 gradini. Non so come siete messi adesso, però all'inizio eravate così. Bene, che cosa succede in questo periodo di tempo in quel di Erve tra le persone normali? È un documento del 1567. Alessandro Mezzoli Boris di Saina, anche a nome dei suoi figli, perdona e rimette ogni contrasto esistente con Gio Martino, figlio di Ser Martino Volpi de Valsichis. Questo è il primo dei soprannomi che compare dei Valsecchi, che diventano Volpi dopo, come è così. E pone fine a ogni controversia tra loro. E fra i testi è presente il reverendo Antonio de Averaria, da Averara, siamo sempre in cima all'opera, che è curato di Erve. E siamo nel 1566. E voi dite, che brava persona, questo qui firma che fanno una parte, perché? Perché per problemi, magari ti rubo le galline, magari ti rubo il fieno, magari ti brucio l'aia, magari ti taglio le viti. Ci sono queste discussioni tra vicini di casa, poi si peggiora in continuazione e di generazione in generazione diventano faide e diventano anche omicidi o cose del genere. Questo non è un documento che fa merito a questi signori, è un documento che dalla metà del 1500 in avanti prende piede e si chiama Carta Pacis. Vuol dire che è un'invenzione fatta dalla Repubblica di Venezia, ma anche dallo Stato di Milano, perché si trovavano subissati di cause, controcause, eccetera, nei vari tribunali per faide di famiglia, e loro dicono, sentite un po',
stabiliamo questo prezzario. Se io ti ammazzo, devo un indennizzo di tot alla famiglia dell'ucciso. Se ti ferisco e ti taglio un dito, tot, un piede, un'unghia, se ti capite? C'è un prezzario. La carta pacis redata davanti ad un notaio dice: noi adesso non litighiamo più, io ti perdono di tutto quello che mi hai fatto e siamo a posto. Se lui era d'accordo di pagare, ecco fatto, era risolto. Questo è un atto pubblico redatto davanti ad un notaio e si chiama carta pacis. Ne ho trovate tantissime anche redatte al lavello piuttosto. Insomma, in tutte le zone, anche in zone di Vercurale, insomma, tutte queste zone un po' di confine, anche con l'Olginate o cose di questo genere, portavano a questa soluzione. Direi che come un problema fondamentale che toccò nell'arco dei suoi 20 passaggi al curato come si chiama, Asinelli di Rossino, un problema che ha sfinito è stato quello del 1568. Titolo: un matrimonio sproporzionato. Ve lo leggo come l'ha scritto il parroco, spero di farvelo capire, poi ditemi voi, però vediamo. Reverendissimo Monsignor Vicario, il vicario è il vice del Cardinale Borromeo, tanto per come è il Cardinale di Milano. Chiede lumi perché non sa che cosa fare con questa storia. Io, essendo interdio e travagliato assai, quasi appena mi sento di profenire, perché già negli giorni passati, avendo mandato due mie lettere, così no, per pigliare la facoltà di celebrare uno certo matrimonio tra Pietro, figliolo di Laurenzio da Rigamonte della cura de Careno, ed Elisabeth de Saina della mia cura. Quella, cioè lui, l'autorità lui, lei mi scrisse in una sua, la quale ho, perché è datata 23 giugno 1568, che doveva intendere et diligentemente dal putto se lui sapeva che cosa fosse matrimonio, e per stare a obbedienza, come debbe fare il buono servo, io ho interrogato il putto, in quello modo che si contiene nello mansionario, e detto putto mi ha risposto come ivi si contiene. Quindi lui è andato a interrogare a Careno questo bambino, se sapeva che cosa voleva dire matrimonio, se sapeva cosa comportasse il matrimonio. E lui gli ha risposto evidentemente come si contiene. Ed ancora lei mi scrisse in detta sua che doveva intendere che cosa muovesse il padre del putto e la donna a far questo matrimonio così sproporzionato. E dico aver interrogato la giovane e lei mi ha risposto che ha detto che faceva perché che pareva così a lei e che lei il voleva così fatto. Poi del padre del putto io penso che lui il faccia per un poco di roba, dove dico che mai non mi recleseria di servire alla signoria vostra, ma circa di questo ora mia ho scritto e assai e sono stufo, eccetera. E quella la taglio un po' e vi dico che io mi sento a straco per causa di questo fatto, non altro. Bacio le mani e aspetto che tu mi dica qualche cosa. Cioè immaginatevi questo parroco che viene sulla Rossino, si fa il corno e va a Careno, c'è la strada, giusto, non l'avete cancellata, no? C'è ancora strada. Arriva a Careno, cerca il padre, non lo trova, trova il figlio. Il figlio è un bambino, proprio un ragazzetto, adolescente, queste cose qua. Gli fa l'interrogatorio, va bene, il padre non lo trova,
ma no, ha buttato via tutta la giornata, torna indietro, va a Rossino. Poi torna su, dalla parte del Corno, viene qui a Erve, va in Saina, parla con questa Elisabetta che deve essere una ragazza un po' matura, ecco, come e dice, spuse che leve, eccetera, eccetera, queste cose qua. E invece questa gli risponde, e poi lui, cioè immaginatevi questo qui, tira su, vai là, tu andrai, vai su, torna andrai, e che, e perché e poi no, però adesso mi chiedi anche di suo padre, io penso che suo padre lo faccia per i soldi, cioè per dire, io non so come sia finito questo motivo, però almeno questo cominciate a pensare che questo Antonio Asinelli sia anche una persona a modo e coscienziosa. Questo è quello che così. Poi vediamo un po' così. Allora, ci sono le brave persone di R, ragazzi, 1569, ordini del Borromeo al vicario foraneo della pieve di Garlate. Dice, tu adesso vai a cercare il parroco di Erve e gli dici, il curato di Valderfo, Don Donato Cassina, gli dici che interdica dall'ingresso d'ogni chiesa ad Alessandro ed Albertono di Mezzoli de Bolis di Saina, fin tanto che avrà soddisfatto al legato che sono tenuti a pagare di lire 25 di sale ogni anno ai poveri della terra. Questi avevano avuto un'eredità e quindi avevano ereditato questo grado. Però chi gli aveva lasciato in tutto ha detto sì, però voi ogni anno legato dovete versare 25 lire di sale per i poveri, perché era un'usanza, il sale era rarissimo da trovare, era anche costoso e fa parte dell'ordinamento che qualsiasi misericordia, qualsiasi organizzazione, diciamo, di aiuto dà per poter aiutare a non avere anche le malattie. Un po' di sale ci vuole per crescere un po' sano. Va bene, questo è fatto. Poi invece sempre nel 1569 il prevosto di Desio, Bernardino Cermenati, visita la pieve e di Erve scrive: siamo usciti dalla Val de Erfo molto aspera e dura, suono senza curato. È già andato via, è passato 2 mesi, senza curato, che è poco che sia partito. Allora si è deputato il curato di Castel Rosino, che è ancora quella azienda di cui abbiamo parlato. Quelle cose. Allora vanno avanti, chiedono, per piacere, cardinale, per piacere, mandateci un parroco, 12 dicembre, cioè era presente a giugno un parroco, stiamo dicendo adesso arriva Natale, abbiamo bisogno, e quindi allora questo qui, per conto del vicario a Garlate, quello della pieve, dice, caspita, dice, all'ultimo di ottobre passato, io scrisse a sua illustrissima signoria, cioè al cardinale, che mandavo uno certo prete Gio della diocesi di Trento, il quale aveva la sua admissoria, cioè aveva tutti i permessi per poter esercitare come sacerdote e così no. A ciò che la illustrissima signoria lo deputasse alla cura dei Valderfo. Allora io mi era presentato per gli uomini di quella valle e lui promise venire con la mia lettera da sua illustrissima signoria. Cioè lui cosa fa? Anticipa i tempi per tenervi buoni tutti. Ho trovato questo, viene da Trento, ha tutti i suoi permessi, quelle cose lì. Ho chiesto che il cardinale gli dia la cosa, adesso lui va dal cardinale e come si chiama? Ritira il permesso e viene qua. Anzi, è fuggito. E gli uomini mi hanno avvisato
che gli ha portato via in roba della chiesa per una somma dell'ire 150 e gli è una patena d'argento. Capito? Questo qui è rimasto lì a dormire che doveva andare. Tuttavia, allora io ieri andai a Como e ritrovai avere venduta tal patena. E più andai dal reverendo vescovo e mi disse averlo collocato in Valintefifo a uno loco nominato Lanzo. Aveva già scritto a Lanzo di Interni, e mi promise che farà ogni sforzo per averlo in le mani. Ma tra tanto io devo fare la mia relazione che le faccio e quindi confido che vada tutto. Risultato, siete rimasti senza una patena da 150 lire. Quello là era sui baldi interni, probabilmente nella Svizzera. Risultato, siete rimasti sul bacchettone ancora una volta. Nel 1570, guarda caso, la cura era ancora vacante e fungeva da vicecurato, cioè sono quelle, no, tu non sei il curato, io ti mando su un momento, che era prete Donato Cassina, che era ancora quello. Da qui in avanti, vediamo un po' qua. Sì, vabbè, dice, vabbè, stai su lì fino a quando non ne trovo uno, eccetera. Poi dal 1570 c'è una supplica della comunità di Erbe, scritta con tutti i crismi, lunga una pagina. Poi inserisco io un fatto, perché voi, un prete vostro nativo di Erbe, ce l'avevate attorno al 1564-72, che faceva il parroco a Valmadrera. Prete Simone Valsichis fu Pietro, originario di Erbe, parroco di Valmadrera dal 1564 al 1572. Da una nota degli disordini che sono in Lecco, che viene stilata dal prevosto di Lecco, in quel periodo risulta che un certo prete Simone, curato della Valle Magrera, si ritiene per incantatore e segna i disconci delle ossa e incanta i cani e dà una certa polvere di polli usciti dall'aia nel dì dell'ascensione di nostro Signore, e questo ha confessato ed è sotto processo. Allora, in pratica, il parroco Valsichis era accusato di pratiche di magia. Interrogato, egli ammise che faceva questo per curare il mal caduco, cioè l'epilessia, la chiamavano così. Consigliato da una donna ebrea conosciuta durante un viaggio a Venezia visitando il ghetto degli ebrei. Sostenne tuttavia che da 10 anni non praticava più tali magie e non aveva intenzione di farlo nel futuro, anche perché questo venne in seguito all'intervento di tale padre Torricelli del convento di Galbiate, che gli aveva imposto di non osare più farlo essendo peccato grave. Sembra che non sia successo niente, il processo si deve essere risolto, quest'uomo deve essere cavata, insomma. Ecco, io arrivo fino a qua, adesso l'ho messo in italiano per accorciare le parti. Però fortunatamente nel 1574 c'era ancora una petizione del popolo per avere un parroco. Ma anche nel 1575 continua, e anche nel 1576 e anche nel 1578, sebbene per un attimo un prete da Ello fosse arrivato e poi l'avete fatto scappare, non lo so che cosa, ma scappano tutti, eccetera, eccetera.
È così. Allora, poi siamo nel 1579 dove la comunità di Erve rinnova la richiesta di un curato e siamo a gennaio. E poi a marzo, sempre del 1579, altra petizione di quelli di Erve, perché gli scrivono, prima ci hai fatto fare in bianco il Natale, il bianco Natale, adesso siamo a marzo, arriva Pasqua e siamo qui ancora che non... queste cose qua, va bene. Allora, succede che stranamente attorno al 1581, che si è fermato un po', un parco l'abbiate avuto. E aggiungo io, avendo visto un po' le sue carte, eccetera, doveva essere anche una brava persona. Era un carcano, quindi la famiglia è già alta e nobile, è uno che è andato a fare il prete per vocazione, è uno che ci crede, però non ha tanta salute e veramente ha problemi di respiro, di ansia, eccetera. Lui dice che io sono stato su a Erve, però il clima non mi si confà, le strade sono quelle che sono. Io l'ho detto agli ervesi che andavo via, l'ho detto a Garlate che andavo via e con il permesso di tutti sono andato a Milano dicendo che andavo a Milano. Adesso sono arrivato a Milano, ho incontrato per la strada il suo vice cardinale, il suo vice per la strada e mi ha detto cosa fai qui? La faccio, sono così no. Ma io non lo sapevo, e non toccava mica me, io toccava quello di Garlate e quelle cose. Mi ha preso e io adesso sono in prigione. Della mia famiglia non c'è mai stato nessuno che andasse in prigione. E poi io sono stato su, ho fatto quello che ho potuto, al punto che anche per mantenermi ho usato i miei di soldi, perché non è abbastanza quello che si prende in quel posto, è troppo difficile stare, eccetera. Perciò, caro cardinale, in poche parole, se lei mi tira fuori dalla prigione, che per la mia famiglia è un grande disonore, è così, ma io non me la merito questa prigione, l'ho detto a tutti, sono venuto lì e lo sapevano, è così. Però io sono pronto ad andare a fare il parroco da un'altra parte, non lì però. Vi leggo che, adesso lo vedete in italiano, adesso ve la dico. Nell'anno passato fu impiegato da Vostra Signoria Illustrissima in servire alla cura anime in Valderfo, nella quale sino a questo Santo Martino prossimo passato non ho mancato di adoperarmi, a quanto si sono estese le mie forze, come ne ho avuta buona fede e da molti si può intendere, cioè possono testimoniare. Ma essendo il detto loco molto arduo ed difficile da abitare, sì per essere una valle posta nella estremità di 2 monti, dove per alcuno tempo continuo non si vede sole, ed perché non se li può andare se non per strade precipitose e tanto erte che a me sono impossibile a camminare, per essere io inabile e malatto a tale strade fare, ed ancora per non avere da sustentarmi del vivere senza soccorrermi del mio capitale patrimonio. Ed anco per essermi stato usato più volte molte insolenzie dagli uomini di desso luogo, per essere loro bergamaschi, che malvolentieri obbediscono agli ordini di Vostra Signoria Illustrissima Erve. Qui la mette un po', cerca di coinvolgerlo, no? Questi qua sono bergamaschi, sono sotto Venezia, non ne vogliono sapere di obbedire a un comando milanese. Quindi, dai, datti da fare anche tu, insomma, una cosa. È così, no? E per essere stato più volte licenziato dagli stesso loco, come più facilmente il suo Signore Illustrissimo intenderà, dall'incluso memoriale. Lui deve essere un memoriale di tutto quello che aveva fatto qui a Erve, delle volte che avevo detto che andava via, delle volte che gli avete detto sì vai, e dopo è rimasto, e poi insomma le ha tentate tutte, e queste cose qua. Insomma, morale della favola, adesso lui dice, ecco,
così. Tra le quali cose sono stato sforzato a partirne, però con buona licenza di detti uomini e del vicario foraneo, io l'ho detto a tutti, insomma, e sono venuto a Milano, ed essendo pervenuto questo alle orecchie di Monsignor Vicario Generale, mi ha fatto mettere in prigione perché io faceva uno poco di resistenza di ritornare alla predetta cura, dicendo non essermi potuto partirmi senza licenza di Sua Signoria Illustrissima. Cioè, questa è l'unica accusa che ho, è che sono venuto via da Eve perché non ho avvertito lei. Allora, morale della favola. Dove sono io ora per il che umilmente gettandomi agli piedi suoi la supplico avermi misericordia di farmi rilassare, rilasciare con onore senza che io abbia a tornare in detto loco dove sino a qui si sono mandati religiosi per penitenza. E qui salta fuori la storia. Vedete, a leggere queste intanto scopriamo che Eve non prendeva il sole per qualche mese all'anno, scopriamo che adesso le prende perché avete messo gli specchi su in giro, la prese una a buttare giù. Poi comunque morale della favola è, come si chiama? Il cardinale Borromeo, per trovare il modo di mandarvi su qualcuno, prendeva questi preti che magari si macchiavano di qualche che ne so, magari piccolezza, magari mettevano incinta la perpetua, magari facevano queste cose qua. C'è poco da ridere, il primo parroco di Calozio, che era un Don Pasino Mazzoleni, era sempre sotto con i frati del Lavello, perché i frati del Lavello prendevano le offerte, incameravano i soldi, lui diceva, oh, il parroco sono io, il Lavello è sotto di me, e loro, morale della favola, era sotto, vanno per tribunali, i frati per diffamare il parroco, e poi dobbiamo dare i soldi a uno che fa il parroco e che ha 7 figli da 4 donne diverse, perché ne ha avuti 3 dalla sua perpetua e 4 dalle varie inservienti che si sono alternate giusto per rimanere incinta. E lui sotto processo dice, sì, è vero, è benissimo, però sono tutti battezzati. Quindi il ragionamento era quello, perché voi dovete capire che la vita del prete, del sacerdote, così come la intendiamo adesso, la dobbiamo al cardinale Borromeo a seguito del Concilio di Trento. È lui che inventa i seminari, è lui che dice che per fare il prete bisogna prima studiare, conoscere, sapere, eccetera, avere quello che succede adesso. Prima la professione del prete era che uno magari cresceva a fianco di un sacerdote già pratico, gli andava dietro, imparava il mestiere e andava, esercitava, perché era un po' un problema, insomma, come lo vedremo poi anche in altri motivi. Però è per dirvi che, come si chiama, questo signore si ritrova a chiedere al cardinale di poter uscire di prigione. Lo fanno uscire. E dove lo mandano? A Erbe. Perché lo mandano a Erbe? Perché nel 1583 lui torna a supplire un certo prete, Gerolamo Calgem, che aveva lasciato Erbe insalutato ospite. Questo che è venuto su qualche giorno in villeggiatura, che mi ha piaciuto, spedito, e hanno mandato su ancora lui. E allora lui accetta, però dice io tiro fino a un certo punto, però se non posso più, questa volta non vengo via, questa volta calo l'asse, metto di mezzo quelli giusti. E qui abbiamo una lettera che parte da Roma ed è indirizzata direttamente al cardinale Borromeo. Intendo che prete Hieronimo Carcano curato di Valdelfo desidera rassegnare liberamente in mano vostra
la detta cura, atteso che per essere in logo d'aire assai contrario alla sua complessione, conosce non potervi resistere senza manifesto pericolo di vita. Non che troppa umidità, troppa quelle cose lì. Supplico perciò umilmente, signoria vostra illustrissima, a dignarsi di admettergli benignamente la detta rassegna, cioè che rassegna di dimissioni, e se lo giudicherà atto per attendere a qualche altra cura, egli non recuserà di servir vostra signoria, alla quale io resterò particolarmente obbligato d'ogni grazia e di ogni eccetera eccetera. Chi la firma questa lettera? Niente poco di meno che il cardinale di Como, che non è un cardinale qualsiasi, è un cardinale Bartolomeo detto Tolomeo Gallio. E voi dite, e chi è? È il padrino di San Carlo Borromeo. Quando San Carlo Borromeo è diventato arcivescovo di Milano, aveva due padrini. Uno era il cardinale Gallio, che è stato cardinale in 50 posti in giro per l'Italia, che a un certo punto, venendo lui da Cernocchio, decide di costruirsi la villa di Delizia a Gravedona, è il famoso Palazzo Gallio in cui adesso c'è il comune, eccetera, e queste cose. È lo stesso palazzo che era stato deputato a sede di quel concilio che poi è stato celebrato a Trento, il concilio di Trento, in cui prima c'era San Carlo Borromeo, era stato organizzato inizialmente perché venisse svolto nella villa del Gallio. E quando si mette di mezzo il pezzo grosso, però vi dà anche l'idea che il Gallio conosceva la famiglia Carcano, sapeva della buona fede di questo uomo e quindi si gioca la propria persona per poterlo liberare. Io vi tralascio poi, no, ci sono i conti da fare con quelli di Erbe, allora, molto riverendo come fratello, si contentiamo che liberiate dall'interdetto ecclesiastico Bernardo Bolis della Valle di Erbe, nel quale è in corso l'interdetto per aver lavorato in giorno di festa, mentre che prometta di non contravvenire più per l'avvenire agli ordini di questa chiesa sotto pena di 10 scudi, e sia scritto. Poi se vorrà gli darà una prova, un'altra pena in mezzo al paese, faccia lei come crede. 10 scudi. E uno dice, vabbè, 10 scudi. Però se pensate che l'intera paga del prete era 50 scudi in un anno, capite che la multa per aver lavorato in giorno di festa è una bella cosa, no? Comunque questo è il signor Bernardo Bosi, che aveva lavorato in giorno di festa e che probabilmente, a parte le esigenze e le necessità, ma probabilmente respirava anche lui l'aria nuova dettata dalla Controriforma, e poi ne parleremo. C'è nel 1596, alla fine del secolo, questa descrizione di Erbe da parte del capitano veneto Zuranne d'Alezze. Venezia mandava a Bergamo, a Brescia, a Verona, a Venezia, e lui, un capitano, ci stava un anno. Questo capitano doveva girare tutti i paesi e tutte le comunità della provincia che gli era stata assegnata e fare una relazione. Quando arriva a Erbe è terra situata nella sommità del monte, sterile, ma è sparsa di 10 villette, come Saina, Cabennoli, Costa Loter, Albuto, Levarda, Costaltiero, Cabaio, Arper, Nescoli, Pramolò. Fra tutte queste villette vi sono case 53, anime, pensate, 232, e siamo alla fine del 1500. Utili 51, il resto vecchi, donne e putte, quindi donne e putte inutili,
proprio il comune non ha beni né entrata di alcuna sorte, se non 40 lire all'anno per dispensare ai poveri il sale dai 2 sindaci che ha. Ogni comune era obbligato a eleggere 2 sindaci, stavano in carica 6 mesi e svolgevano le funzioni di commissariamento. Quella gente tutta povera, per essere quel paese il locus steris, che per tale effetto gli uomini vengono ad abitare nelle terre più basse, non cavandosi il viver per 3 mesi, e gli pochi che restano sono lavoratori e brazzenti. Tuttavia la terra vale fino a 100 lire all'aperto. Ecco, questo è per dirvi in che situazione gravava il buon. Altro personaggio, questa volta nel 1500 è il signor Gio Battista Amigone, della Valle di Erve con l'H davanti, e pretesa moglie. Però abbiamo per ora giudicato espediente che Sua Signoria faccia dimandare il reverendo curato di Erve e gli commetta che in modo alcuno non gli ammetta agli Santissimi Sacramenti, che così è il nostro ordine espresso, che del resto vedremo in qualche modo poi come comportarci. Allora, questi sono conviventi, o stanno insieme senza essere sposati. Adesso è facile da capire, ma a quel tempo l'inquisizione regnante e contravvenire alle leggi della Chiesa era un problema, perché se non puoi frequentare i sacramenti a discapito della tua anima, eccetera, ma se vieni interdetto e non puoi entrare in nessuna chiesa, l'interdetto ti pregiudica anche la vita civile, ti pregiudica anche il fatto che tu non possa compiere, che ne so, atti pubblici, comprare, filmare, cioè essere interdetti è una bella fregatura per lo Stato presente in quel momento. Bene, poi abbiamo delle descrizioni della vostra Chiesa nel 1604 e poi arriviamo alla peste. La peste del 1630-32, quella che viene descritta da Manzoni nei Promessi Sposi, quella che farà strage di bergamaschi nella terra bergamasca, più di 30.000 morti allora, non risparmierà neanche Erve. E Erve moriranno quasi tutti, preti non se ne parla, muoiono tutti i preti, muoiono tutti i notai, per cui qualcuno che rediga i testamenti ci vuole, qualcuno che sfidi la morte si terra andando a trovare i moribondi che vogliono. Chi lo fa? Lo fanno 2 sacerdoti, 2 preti di Somasca, 2 somaschi che vengono su dalla parte di Saina e girano in giro per la valle, vanno anche a Mossino, vanno a Carello, vanno anche a Calogio, eccetera. Però vengono a Erve in più riprese e io adesso salto tutto, però se qualcuno di voi lo saprà, io mi ho scritto questo libro che è, ci sono tutti i testamenti che abbiamo raccolto a Somasca, nell'archivio di Somasca, e li abbiamo trascritti, vi assicuro che andare in giro con la penna d'oca e il calamaro e un foglietto trasparente, fermarsi per la strada, scrivere per così, e poi cercare di leggerli è stata impresa d'arte, e quindi devo solo ringraziare i miei collaboratori che si sono applicati a tirarli fuori. Viene fuori la realtà di Erve, ma viene fuori anche quanto gli uomini erano illuminati nei confronti delle donne, perché quando c'era un'eredità di mezzo, ereditavano i maschi, le donne ti saluto quasi quasi, ti do una mancia e fa la finita, perché qua ci sono uomini che lasciano tutto alle donne, che si preoccupano perché vengono. Io non perché l'abbiamo scritto noi o quelle cose lì,
se qualcuno vuole approfondire l'argomento di come siano andate le cose in Valle San Martino e AR in periodo di peste, cosa succede? Fanno i testamenti e questo che sta morendo dice io lascio questo, lascio questo alla chiesa di Erve, a patto che ogni mese, una volta all'anno, mi celebrino una messa in suffragio della mia anima, in suffragio della mia famiglia, in suffragio perché è così. E le lascio a chi do facoltà di celebrare queste messe. Sono morti tutti ai preti di Samasca. Ed ecco che a un certo punto della vostra vita arriva a Erve il peperino, il Don Carlo Invernizzi. Questo qui viene giù da Morterone. Perciò paese sperduto in Alsazia in appelli, vai in un paese 30 anni resta a Erve, non si muove più, sta qui, è inutile che vi nascondiate, fa una generazione e mezza, sa tutto di quelli che venivano prima, di quelli che vengono dopo, è lui il ras della faccenda e non si lascia mica di certo a scavalcare per le prerogative che hanno i frati di Somasca. Lui scrive attorno al 1639, quindi circa 7 anni dopo dalla fine della peste e queste cose qua. Allora i riverendi padri somaschini parimente hanno pigliato un obbligo nella chiesa parrocchiale di Valdervio, obbligo di una messa perpetua all'anno lasciata per testamento fatto da Lorenzo Mazzoleni. Vedi che Mazzoleni ci sono a Erve. E questa all'altare dove è eretta la scuola del Santo Rosario. Il contestamento, come mi è stato significato dai suoi eredi, fu fatto l'anno 1629, ovvero 30, e il 1° novembre. E così non mi contento che possi pigliare obblighi perpetui in mia chiesa, nemmeno credo che l'eminentissimo signor cardinale permetterà che una chiesa libera, sottoposta a sua eminenza, vi abbino piedi i fratti d'alcun ordine, che quanto a me, volendo venire detti fratti a celebrare detta messa, li proibirò di ciò fare, né permetto sinché sarò curato io che la dichino, e così sempre prendo dalla volontà di sua eminenza, per il che supplico a far che la portino via la messa, oppure la renunzino. Quindi questi qui non mettono più in piedi in chiesa fino a quando ci sono qua io. Se vogliono dire la messa, o la prendono, la portano via e vanno bene dall'altra parte, ma se pretendono di farla, la dico io. E i eventi sono veri, è così. Poi fa una nota delle anime che suonano nella parrocchiale di Valdervio, cavate fedelmente dal stato delle anime, che sono in tutto, tra comunione e non, 305. Alla fine della peste eravate 305, ma eravate 7 anni dopo la peste, attenzione, 305 dei quali ve ne sono da comunione 166, quindi gente già adulta, eccetera, e così. E che non sono da comunione ne sono 139, essendo nati della peste in qua molti figlioli. Quindi praticamente 139 c'erano già, 166 sono arrivati, che fanno appunto 305. E questo è il nostro peperino che un giorno passa per le strade di Rossino e c'è un verbale. Adesso io non vi dico niente, spero leggendola che capiate di quale controversia si. Io finisco col botto con questo qui, perché a verbale, come tanti verbali di discussioni fra sacerdoti, nel verbale ci sono delle parolacce. Quindi invito anche quelli che hanno lavorato in cartiera, che pensavano di aver inventato le parolacce,
nel 1600 quelle parolacce C'erano già. solo che le dicevano i preti. Hai visto? Excursus est, interrogato, consultato, Johannes Battista Filius Quondam, figlio del defunto, Cristoforo Amigoni, abitantis in loco Valli Servi, eccetera, eccetera. Per che causa siete venuto qua? Adesso sono venuto perché così mi ha mandato a chiamare il signor Prevosto Dolginati. Del resto, io non so cosa alcuna e se vostra signoria mi dirà qualche cosa, gli risponderò la verità. Come è possibile che non sappiate per qual causa vi abbi fatto chiamare? Signore, è venuto in Valdervio uno figliolo d'Alberto de Rossino, per soprannome il Rosso, figliolo d'Alberto. Però il nome non lo so. E mi ha detto, mio padre dice che lo dobbiate andare a trovare. E così sono venuto, ma non l'ho trovato. Ho trovato solamente sua moglie, che mi ha detto, andate dal signor Prevosto Dolginate e dite la verità di quello che sapete. Et sibi dicto, che adunque dica la verità te quale che sa. Io non può parere tanto ignorante di voler dire quello che vostra signoria non mi dimanda specificatamente, ma per abbreviare il parlare dirò a vostra signoria giusto la verità. Sabato, circa alle 23 ore, cioè alle 7 di sera, tanto per intendere, io andavo alla volta di casa mia in Valdervio e mentre fui là sulla cima dei campi sopra la chiesa di San Lorenzo, incontrai il detto Alberto Mazzolini de Bolis, che non so precisamente, può anche essere de Valsichi, e comunque era carico di fieno. E così mi disse le precise parole. Ditemi un poco, che cosa è intravenuto a mia figliola? Hanno forse gridato in casa sua tra di loro? Io gli dissi, può essere che abbiano gridato, ma io non ne sono informato, non vi so che dire. E lui soggiunse, con quella vecchia boia non voglio che stia più mia figlia. Voglio che mio genero si levi fuori di quella casa perché fin tanto che staranno insieme non potranno vivere in pace perché hanno pigliato disgusto tra di loro. Fino a qui si è capito cosa è successo. Interrogatus. Che disgusto può essere questo? Io non lo so che disgusto sia, so solamente che in quel mentre che così discorrevamo arrivò il nostro curato di Valdervio e sentendo che il detto Alberto trattava di fare che suo genero si levasse fuori di casa della detta vecchia sua madre, così ebbe a dire, parlate d'altro Alberto! E replicò, perché? E il curato tornò a dire, parlate ad altro, cazzo vi incula! E il detto disse, andate a fare i fatti vostri, o prete, che ne avete ancora voi a casa vostra. Ed immediatamente sopraggiunse la moglie di detto Alberto. Non lo so il suo nome, quale disse, che cosa vi è? E sentendo che parlavano della detta vecchia, ancora lei disse, è una vecchia bolgirona! E il prete disse, oh là, quella vecchia è tanto da bene ed onorata quanto voi, e in più le bolgirone stanno in casa vostra. Il che sentendo, il detto Alberto disse, che cosa vuol dire? Che le bolgirone stanno a casa vostra? E subito diede di mano a Sassi. E questo vedendo, il prete ne pigliò anche lui in mano, ma né l'uno né l'altro fecero atto di tirare, perché subito che io vidi Alberto a pigliar Sassi, lo pigliai e gli dissi, ah, quitatevi, fratello Alberto.
ed il curato li aveva pigliati per difendersi. Ed il curato cercava solamente di quietare il detto Alberto, che non mettessi in rovina in casa di quella vecchia, madre di suo genero, e sempre che parlava per tenere la reputazione della casata di quella vecchia. S'accadette altro? Signor no, arrivò dall'altra gente e così andassero per i fatti loro. E chi erano questi che arrivarono? Uno si chiama Bertolomeo da Rossino de Valsecchi, cognato del detto Alberto, e uno Santino Boris da Valdevio, però lavora a Rossino. E questo è la gente che ho detto che arrivò, ma fu dopo il rumore. Se allora o dopo successe altro, signor no, né allora né dopo. E questo è quanto posso dire per la verità. L'interrogato ha 32 anni. Io ho letto un verbale dei tanti verbali che fanno per cercare, perché si fanno queste inquisizioni, per avvisare se ci sono dei reati che possano portare ad una incriminazione o cose di questo genere per risolvere. Per la Bolgirona l'ho trovato così, no? Nelle note del Cherubini, che dice nel suo dizionario che insomma, è una parola un po' scurrile, che insomma viene per indicare persone insomma un po' scossuate, un po' così, un po' prostitute. La politica. E quelle cose così. Io la finisco qui perché l'avventura continua, non è che ci sia così. Da qui in avanti le storie degli abitanti di R appartengono all'Archivio di Stato di Venezia, devo dire un po' di pagine. Voi avete la fortuna che ogni volta che fate una gavola, una questione con quelli di Milano, quello che succede ha due versioni, il punto di vista vostro e il punto di vista di quelli di Acquate, di Barco, di Chiuso. C'è gente con la quale litigavate spesso e volentieri. Quindi le cause che partono e hanno sempre due versioni. Mettendole assieme, ma bisogna andare a Milano e a Venezia, mettendole assieme si ha il quadro completo, si conoscono le persone che sono artefici di tutti questi misfatti o vittime di questi misfatti. Ecco, scusate il disturbo.